Colto in flagrante dalla polizia subito dopo una spaccata all'hotel La Pineta di Viale Orienti a Jesolo e immediatamente lasciati liberi perché con la riforma Cartabia per l'arresto è necessaria l'immediata denuncia da parte di chi ha subito il furto. Alla coppia di ladri non sarà perso vero caversela con una semplice declinazione delle proprie generalità prima di tornare a piede libero, così come non pare vero all'Associazione Jesolana Albergatori e all'Ascom, che esprimono sgomento e preoccupazione per un fatto reputato gravissimo. Ti sembra quasi uno scherzo. Poi ti rendi conto che purtroppo il paese Italia non ti dà nessun tipo di tranquillità e di sicurezza. Il cittadino si sente totalmente inerme. Le prime reazioni sono quelle di dire: ma veramente riusciamo a fare delle leggi di questo tipo? Veramente riusciamo a mettere in libertà gente presa sul fatto che sta compiendo un reato? Assieme al presidente di Confcommercio Angelo Faloppa, anche Pier Francesco Contarini dell'Associazione Albergatori teme gli effetti devastanti che ora potrà avere quanto accaduto l'altra sera, vale a dire un aumento dei furti con la garanzia di una sorta di immunità per i ladri. Francamente è quasi un invito a tutti quanti a dire: venite in Italia, che tanto è l'unico paese al mondo dove potete fare quello che volete, potete delinquere, potete spacciare, potete rubare, potete entrare sulle case delle famiglie, potete fare tutto quello che volete, tanto resterete non solo impuniti, non solo non verrete arrestati, ma non vi faremo neanche il processo. Da tempo Jesolo chiede più forze dell'ordine non solo d'estate ma anche d'inverno. Se però le forze dell'ordine non sono messe nelle condizioni di offrire la sicurezza che gli si chiede, allora, dicono qui, la riforma Cartabia deve essere cambiata immediatamente, almeno sotto questo aspetto. Questo penso che lo chieda a tutta Italia dopo quello che è successo e dopo l'esempio dell'altro giorno penso che lo chieda a tutta Italia, e sono convinto che questo governo metterà mano alle anomalie di questa riforma, che avrà dei fondamenti come dicevo prima, ma senz'altro deve essere riformata.